Ci sono tantissime piazze storicamente non di destra che sto vedendo piene, il punto è che credo che non esistano più le roccaforti, soprattutto di una sinistra che ha rinunciato a credere in qualsiasi cosa e che infatti fa la campagna elettorale solo parlando di noi perché non ha niente da raccontare sui propri contenuti. Addirittura nel programma del PD fanno il nome mio, cioè, voglio dire, se io decido di smettere di fare politica non hanno un programma per il governo della nazione. Noi invece stiamo parlando dei problemi quotidiani dei cittadini e forse questo interessa in una situazione che facile non è. La cosa che noi abbiamo pagato di più in questi anni è stata l'instabilità e non avere maggioranze coese, per cui se vogliamo dare una svolta è importante riuscire ad avere un governo che abbia il mandato e la forza per governare 5 anni con una maggioranza che sia d'accordo sulle grandi questioni piuttosto che stare lì a diciamo, combattersi in campagna elettorale e poi fare finta che ci si vuole bene al governo. Per cui è la nostra sfida e spero che tutti i partiti del centrodestra andranno bene. Noi siamo favorevoli all'autonomia e al presidenzialismo insieme, stanno nel nostro programma e per noi quando si vogliono fare si fanno. Non è che in questi anni non è stata portata a casa l'autonomia per colpa nostra, noi stavamo all'opposizione.